abbiamo avuto un crollo di un angolo del Belvedere in piazzale Giglia, dove ci sono le panchine, un angolo è crollato perché il mare è penetrato da sotto. La zona critica non è tanto via delle Dune, la pista ciclabile, perché paradossalmente si è creata una spiaggia, quindi il mare non riesce a lambire proprio sotto la strada, quindi lì io sono tranquillo. Infatti si pensava ieri di chiudere lentamente la strada, ma invece il mare non arriva. La cosa critica invece è a Mare Nostrum, dove il mare arriva sotto qualche abitazione, perché là ci sono tante villette, e quindi ha oltrepassato la recinzione, ma anche sotto la recinzione, e poi tornando indietro si riporta il terreno, quindi con conseguente danno per le basi delle abitazioni. Lì è una, mi dispiace dirlo, ma è una morte annunciata. Già forse più di 3 anni fa io ho convocato in quella zona, infatti sopralluogo con Giorgio Civile, con l'assessorato alle infrastrutture e i tecnici dell'assessorato. Mi ricordo che c'era l'ingegnere Teresi, che ora è in pensione, quindi immagini, parliamo di qualche anno fa, e lì si doveva intervenire immediatamente con una barriera di scogli, come già c'era, non era una cosa nuova, esiste lì, che arriva fino proprio a piazzale Giglia. E poi il discorso delle barriere soffolte, quello è un progetto più ambizioso e più grande, però nell'immediato si doveva, anche perché lì insiste il tubo premente della fogna, che fortunatamente per ora non ha subito nessun danno, perché è stato bloccato da una parte di masso, quindi che lo tiene fermo, perché sennò altrimenti con le oscillazioni delle mareggiate già si sarebbe spaccato. Però lì io sono preoccupato per due abitazioni, quindi nell'immediato io qualcosa lo dobbiamo fare. Io già ora stesso con la mia protezione civile uscendo da qui facciamo una relazione al settore Focina, e poi, come le dicevo io ieri, voglio cercare di intervenire con dei fondi comunali, però proprio sia per via delle Dune, ma anche lì a Scuola, anche lì, perché sono a rischio 2 abitazioni, e ripeto già da tempo. Io